Sì, ritorno su questo tema con il quale avevo svolto una prima IRI ancora il 29 maggio del 2020, quando si parlò del progetto di telemedicina per pazienti Covid attraverso le donazioni appunto della comunità regionale alla protezione civile. Poi avevo avuto modo di reinterrogare il 1° febbraio, quando il progetto di telemedicina aveva completato le procedure per l'affidamento appunto della fornitura, e però ancora non era stato attivato sul territorio, in quanto al momento, a quel tempo era i kit dovevano ancora, diciamo, completare le parti di sdoganamento per essere a disposizione delle autorità sanitarie. Quindi vorrei capire con questa interrogazione a che punto siamo con questo progetto, perché nel frattempo c'è tutto il tema dei vaccini, gli ultraottantenni dovrebbero essere ormai messi in sicurezza con la vaccinazione, e quindi dovremmo aver risolto il problema del monitoraggio così come era stato previsto nel progetto, ma ovviamente il progetto è un progetto che, essendo stato giudicato ed avendo utilizzato risorse, prevedendo anche delle strutture di supporto, quali la piattaforma informatica per il monitoraggio dei pazienti, il fatto della appunto della fornitura dei kit e del loro ritiro eventualmente, laddove non dovessero essere più utili, per essere riutilizzati, e visto che era stato dimensionato per un utilizzo complessivo di circa 10.000 pazienti nel suo sviluppo complessivo, ovviamente a blocchi da 1.500, qual è questa attivazione. Ecco, di tutto questo vorrei capire con questa interrogazione, che appunto avviene a quasi un anno dall'avvio dell'idea, cioè dall'individuazione della finalità, a che punto siamo con questo progetto. Grazie, Assessore. Prego, Assessore Riccardi, la risposta. Allora, farei alcune considerazioni generali sull'aspetto generale toccato dal consigliere Jacob, che condivido. Il progetto non ha ancora una completa attuazione, noi stiamo proseguendo e devo dire che incontriamo una certa difficoltà nel vedere delle adesioni che comunque stanno crescendo. Io penso che questa sia la strada giusta sulla quale noi non possiamo rallentare, dobbiamo continuare a insistere. Oggi questa adesione, che cresce rispetto alla interrogazione precedente, vede un'adesione che, ricordo, non è obbligatoria, quindi c'è una certa fatica nel procedere in questa direzione, ma io credo che noi non dobbiamo cedere su questo. E quindi, a fronte di un'adesione, siamo arrivati a 283 medici di medicina generale, i pazienti sono 122, sono stati consegnati 54 kit, 67 in Friuli centrale, 6 nella Giuliana Lesantina, 49 in Friuli occidentale. Abbiamo anche avviato, in particolare sperimentando in quest'ultima, l'utilizzo, che sta dando, devo dire, a nostro parere, anche dei giudizi positivi, e potrebbe anche lì avere un utilizzo importante questa scelta che abbiamo fatto. Abbiamo consegnato 10 kit anche all'interno di case di riposo per poter monitorare tutta la popolazione residente. La verifica anche di questa operazione ci potrà portare a distribuire i kit anche nelle altre strutture residenziali delle altre aziende sanitarie. È in corso, con la complessità della situazione, anche la valutazione graduale da parte dei medici di medicina generale delle persone, che possono essere monitorate con questi sistemi in remoto, in collaborazione con la collaborazione stretta con i distretti delle aziende sanitarie di appartenenza. Assessore, cioè sono dei dati che più o meno ripetono una situazione, a parte il fatto che credo si sono stati sbloccati i 1.500 kit che giacevano, 1.400 della risposta precedente che giacevano ancora alla dogana di Venezia, ma che segnano ancora un progetto che, appunto, traendo risorse anche da quella che è stata la solidarietà regionale, ed essendo costato circa 1.400.000 euro, vede ancora, credo, un risultato sì, piuttosto pesante
da giustificare. I 10 kit delle case di riposo sono lo stesso numero che mi aveva relazionato il 1° febbraio nella risposta, o il 3 febbraio qual era, nella risposta al tempo. Quindi in 3 mesi, se dovevamo sperimentare, già quella volta mi aveva scritto che era stato consegnato per fare il progetto e sviluppare. Al tempo mi aveva detto che avevano aderito 294 medici di medicina generale, adesso sono 283. Quindi il progetto, credo, Assessore, sia un progetto che, siccome ha visto l'impiego di risorse anche importanti, non sta andando avanti. Io capisco tutte le difficoltà e le cose, ma parliamo di risorse ingenti, importanti, che provengono anche da e che di fatto mi sembra sia sostanzialmente fermo. Ecco, una valutazione su questo ritengo debba essere fatta e quindi sì. Poi non mi si dica che siamo a fare i polemici perché appunto 51 pazienti erano a febbraio e 54 kit sono oggi. Ecco, io rimango solo sui numeri per fare una valutazione rispetto a quello che era stata la gara che appunto prevedeva una consistenza di numeri ben diverse, 10.000 dei pazienti, 1.500 kit, uno sviluppo su tutta la regione, e qui invece siamo ancora ad una fase che definire iniziale dopo un anno dall'idea e dopo che ormai appunto il Covid lo stiamo fronteggiando con i vaccini, mi sembra appunto abbastanza ecco, evidente. Quindi sono assolutamente insoddisfatto di questa risposta per il contesto nel quale appunto va a spiegare la situazione. Grazie. Conficoni, interrogazione